benvenuti nella quinta puntata dello show di Naomi, Alessandra e Laila. In questa puntata faremo le veterinarie. Iniziamo con il nostro primo paziente ed è un cavallo di circa 4 anni. Questo cavallo, la proprietaria dice che non vuole mangiare, quindi dobbiamo mettergli un endoscopio nello stomaco per vedere che cos'ha. Ci vorranno solo pochi minuti per vedere che cosa c'ha. Aspetta, qua ci sta il libro, vediamo che cosa ci sta scritto. Tagliarlo in due e poi ricucirlo. Ma che dici tu? Secondo te? No, solo l'endoscopio dobbiamo fare. Ecco qui, ho visto che cos'è. E che cosa? Ha uno stomaco rigonfio, quindi bisogna trascriverle un antibiotico. Eccolo qua. Bene. E guarirà entro pochi giorni. Ah, la situazione è critica. Come faremo? A fare cosa? Ad aiutarlo. È una medicina potentissima che... Sì, ho preso... Suona il telefono, vado Vai tu, per favore. Bene, il paziente con lei ha giorni ed è una medicina... Scusate? Scusi per l'attesa, era una paziente un po' matta. Sì. Allora, è una medicina potentissima che spalmata una sola volta può guarire lo stomaco rigonfio. Ok. Prossimo paziente, vuole prendere? No. Il tocco finale. Ok. Però va bene. Vai a prendere il secondo paziente. Sì, buttalo nella spazzatura. Vabbè. Ecco il primo paziente. Questo è il secondo paziente. Allora, la veterinaria dice che da quando è andata una passeggiata, appena tornata, ha visto che qualcosa non andava alla pianta. Che cosa critica. Dobbiamo fare... Prima dobbiamo alzare le orecchie. No, lascia stare le orecchie. Ma no! Le orecchie servono per tubare le tubature, vai. Perché tu vuoi le tubature? Vai. Dobbiamo fare una radiografia. Pianta, scemo. Pronti? Tommy, vieni qua. Bravo. Ecco. Come pensate? Ora le orecchie, dai. E adesso accuccia. Allo stomaco. Ma che cazzo mi stai facendo dire? All'osso fratturato. Questa cosa è critica. Che cavolo fa? Dobbiamo portare via il paziente. No. Questa Dai. medicina, fermati che li sto facendo male. Questa medicina dobbiamo tenerlo per pochi giorni in clinica. Ok. Odora la dente prima. Molto bella. Senti? Come odora buono. Ha fatto il cattivo. Come fatto? Ora gli alziamo le orecchie. Lasciali stare ste cavoli orecchie e prendi l'altro paziente. Ok. Non devo prendila! Cazzo! Con calma, signorita. È un pupazzo. Ecco sono il tutti nostro- pupazzi, sono tutti pupazzi. Ecco il nostro Snoopy. Bravo, si chiama Snoopy. Bene. Perché non lo sapevi? Snoopy. Dammi la medaglietta. Quella molla, come cavolo si chiama? Ah, ecco.
Ha un problema? Smettetela! Ha un problema con le orecchie? No, mi vieni qua? Quindi dobbiamo farci un... Ma ci sono i mattoni qua fuori. I mattoni. Dobbiamo fare